Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Dopo mesi di latitanza, stamattina gli uomini della polizia di Siderno, coadiuvati dalla squadra mobile di Reggio Calabria, hanno tratto in arresto il 29enne Luca Mamolenti di Grotteria. L'uomo è affiliato al clan degli Ursino di Gioiosa Ionica ed è accusato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Il Tribunale di Reggio ha disposto il sequestro di beni per oltre 2 milioni di euro a carico di Michele Curciarello, 48 anni, e Antonio Martino, di 33, di Siderno. Entrambi erano stati arrestati nel dicembre 2008 nell'ambito dell'operazione Pioggia di Novembre per aver partecipato all'esecuzione dell'omicidio di Salvatore Cordì, detto Ucinesi, esponente dell'omonima cosca, al fine di favorire il clan avversario dei Cataldo di Locri. Sequestrate ville, terreni, attività commerciali, polizze assicurative e conti correnti bancari. Rivelazioni shock sono state rese ieri nel corso del processo Genesi dal collaboratore di giustizia Gerardo D'Urso di Santo Donofrio, già condannato all'ergastolo per la strage dell'Epifania. Secondo il pentito sarebbe stato organizzato un attentato contro il magistrato della DDA di Catanzaro Marisa Manzini, che per 6 anni ha indagato a tutto campo contro le cosche dell''ndrangheta vibonese. Era stato ideato un piano che prevedeva addirittura l'utilizzo di un lanciamissili con una vera e propria azione da guerriglia. Oggi alle 10 a Catanzaro, presso l'aula d'udienza della sezione giurisdizionale di via Buccarelli, alla presenza delle massime cariche istituzionali locali, c'è stata la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2010. Il presidente facente funzione, Rossella Scerbo, ha tenuto la relazione sulle attività svolte dalla sezione nel corso del 2009. È seguita la relazione del procuratore regionale Cristina Straldi De Zorzi. Hanno trascorso la notte all'addiaccio nella piazzetta antistante il Duomo di Crotone gli immigrati curdi che ieri hanno manifestato prima davanti il CPA di Sant'Anna e poi si sono recati nel centro cittadino. Protestano per la decisione di poter presentare in un solo paese la richiesta di diritto d'asilo e per i tempi lunghi delle pratiche. Nonostante le trattative avviate con l'ufficio immigrazione della questura crotonese, gli immigrati continuano nella loro protesta. Lo stato di attuazione della programmazione regionale unitaria per i periodi 2000-2006 e 2007-2013 è stata al centro di una 2 giorni di dibattito con il partenariato economico, sociale e istituzionale convocata dal presidente della regione Agazio Loiero ieri e oggi al centro agroalimentare di Lamezia Terme. Gli incontri sono stati programmati in vista dell'imminente chiusura dell'attuale legislatura regionale. La prevenzione come una nuova frontiera delle politiche sanitarie, così Franco Petramala, direttore generale dell'ASP di Cosenza, presenta alla stampa il convegno sulla prevenzione e controllo dei tumori nell'Italia meridionale. Il Teatro Rendano è la sede delle 2 giornate di studio che si concluderanno oggi pomeriggio. Stasera alle 21 al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme, secondo appuntamento di Fatti Musica Radio Jukebox 2010 e Lamezia d'autore con il concerto Roberto Vecchioni, unico in Calabria del nuovo tour, Incantus, appena partito da Firenze. Dopo la tappa al Sistina di Roma, Vecchioni arriva nella prestigiosa rassegna del miglior live d'autore italiano, ideata e diretta da Ruggero Pegna, per presentare l'evento che sarà premiato con il Riccio d'Argento dell'orafo Gerardo Sacco.